Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta. Salutiamo i nostri ospiti, Maria Sandra Telesca di Italia Viva e Cristiano Sergo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuti, buongiorno. È un piacere come sempre avervi qui e non possiamo che... abbiamo il sindaco di Udine in diretta con Alessandro Surza, vediamo se... Sì, andiamo a fare un flash con il sindaco che ha appena inaugurato una scuola ristrutturata dai lavori e poi parliamo anche di Donald Trump. Prego Alessandro Surza. Sì, eccoci qua Giorgia, terzo e stavolta giuro, ultimo furto di linea a Friuli in diretta. Un saluto agli ospiti che intanto ti hanno raggiunta con te in studio e abbiamo come detto qua il sindaco. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Siamo qui per parlare di un evento bello, l'abbiamo vista prima lanciare i cori con gli alunni delle elementari qui, come detto, alla scuola elementare che insomma oggi ha visto il suo taglio del nastro, comunque è sempre un bel evento. Allora, a parte che oggi è una giornata splendida, c'è un sole meraviglioso, comunque abbiamo tagliato il nastro, abbiamo inaugurato questa scuola, 2 milioni di euro di lavori, 1 milione del PNRR, 1 milione del Comune di Udine, quindi un'ottima alleanza Stato-Comune. I bambini erano contentissimi e quindi abbiamo fatto appunto una dance scout con loro per partecipare alla loro gioia. E quindi è una gran bella giornata, l'istruzione e la cultura sono l'asset principale di ogni società e quindi investire in scuole, in istruzione vuol dire investire nella capacità critica delle persone e quindi nella democrazia. Assolutamente sì, approfitto però di lei in quanto sindaco, nonché ex rettore, quindi lei con gli studenti, anche se un po' più grandicelli, ne ha avuto a che fare. C'è stato l'episodio dell'aggressione all'Istituto Malignani dove dei ragazzi sono stati di fatto derubati. Io le chiedo che cosa sta succedendo e soprattutto mettere queste telecamere, come si invoca, come invocava anche il dirigente, nelle vie che danno accesso all'istituto, visto che questa volta è successo all'interno. È la strada? Ma allora, intanto vi dico che il prefetto ha già convocato per venerdì mattina un incontro di ordine pubblico proprio su questo tema qua del fatto presso le scuole. Io credo che bisogna a questo punto fare delle azioni di prevenzione, ad esempio le telecamere sono quelle più semplici, si possono sicuramente fare, dobbiamo capire se si può fare anche qualcos'altro e quindi ci sarà appunto l'assessore del Pirone dell'istruzione e anche l'assessore della sicurezza Tofona, ci sarà anche Del Longo, comandante della nostra polizia locale, vedremo col prefetto cosa si può fare. Comunque dobbiamo affrontare il problema che onestamente non era mai capitato, quindi dobbiamo sempre tenerci pronti ad ogni scenario e questo onestamente non l'avevamo immaginato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora niente sindaco, io la lascio andare ai suoi successivi impegni, grazie per essere intervenuto anche oggi con noi e buona giornata. Arrivederci, buone cose, ciao. Giorgia, linea che può tornare definitivamente a te, abbiamo sentito le parole del sindaco sul caso dell'aggressione a Malignani, convocato una riunione perché ovviamente non è un caso, è un caso per fortuna ancora isolato, era successo come aveva sentito anche le parole del dirigente mesi fa, però è un caso sul quale adesso bisogna iniziare a puntare la lente di ingrandimento. A te. Grazie mille Alessandro Surza, grazie anche ai tuoi ospiti. Vi rubo un secondo su questo tema perché insomma ragazzino circondato al Malignani per rubargli i soldi, ci ha detto poco fa il preside del Malignani che era successo anche al terminal delle Corriere qualche mese fa. Da Cordenons arriva la notizia di 2 bambini delle medie che vengono alle mani e uno finisce addirittura al pronto soccorso, si parla di coltelli, di strangolamento, non lo so, comunque violenza. Cosa sta succedendo nelle nostre scuole? O tra i nostri ragazzi, forse è meglio dire tra i nostri ragazzi, perché forse la scuola, insomma, anche lei assiste un pochino impreparata, no? Qual è il vostro punto di vista? Prego. Questa è una questione di importanza rilevante. Secondo me la politica deve cominciare ad affrontare questi temi della violenza anche tra i giovani, di quello che sta succedendo tra i ragazzi e tra gli adolescenti, che si è aggravato tantissimo dopo il periodo del Covid, dopo la pandemia. È un problema che sta riguardando un cambiamento nella nostra società in peggio e credo che le istituzioni abbiano le cosiddette comunità educanti, quindi oltre alla famiglia anche la scuola e tutto quello che circonda i ragazzi debbano porsi il problema e cominciare a trovare soluzioni. Ci sono grossi problemi di disagio mentale, ce lo dicono tutte le neuropsichiatrie infantili e si sta facendo davvero troppo poco.
A latere, e dico, anche se è un altro filone ma si interseca, la questione sicurezza è un'altra questione che non va sottovalutata. Noi siamo nella giunta anche del Comune di Udine come Italia Viva, come Terzo Polo, però la questione l'abbiamo posta perché forse per troppo tempo abbiamo sottovalutato quei piccoli episodi di microcriminalità che è vero non fanno i numeri. Quando un questore mi dice sì ma rispetto a quello che succede a Milano, ma siamo una città di 100.000 abitanti, una città di 100.000 abitanti dove la questione sicurezza diventa un problema delle persone fragili, degli anziani, delle donne sole, di quelli che arrivano alla stazione, la ragazza che arriva alla stazione la sera, e non si può sottovalutare. Per troppo tempo è stato sottovalutato, questa cosa noi l'abbiamo anche fatta presente al sindaco, che adesso c'è una presa di coscienza, però le due cose, e anche tanti di questi episodi di cosiddetta microcriminalità derivano da ragazzi, da minori, non solo stranieri, come vediamo possono essere anche i nostri, quindi non farei assolutamente questo tipo di distinzione, però il problema esiste e le istituzioni secondo me sono un po' in ritardo sull'intervento. Ci vuole una grande alleanza, scuola, istituzioni, forze dell'ordine, educatori, tutta la comunità educante, perché questo è un cambiamento in negativo della nostra società. Sergo? È sicuramente un cambiamento negativo che riguarda soprattutto la nostra regione, che da sempre è stata considerata come una regione sicura, un posto tranquillo dove vivere, quindi ogni episodio di questo tipo, dove per altri casi magari non dico che sia normalità, ma insomma in altre città sicuramente può essere visto come tale, da noi assume un'importanza particolare. C'è anche un altro tema, se ne sta discutendo in Parlamento in queste ore, che è quello anche del decreto contro le aggressioni negli ospedali, no? E quindi è un po' tutto, abbiamo visto le aggressioni anche agli autisti o del nostro trasporto pubblico locale, per cui c'è bisogna capire se è un'escalation di eventi o se, come al solito, è escalation anche mediatica che si danno a queste cose che magari sono sempre successe, ma che ultimamente ci si punta sopra di più l'attenzione. Il problema però è evidente che se queste cose succedono bisogna combatterle, contrastarle e fare in modo che non ricapitino. Allora, sono temi tutti che riguardano la sicurezza, perché poi ci possiamo mettere anche quella urbana, cioè nel senso ogni aspetto, problemi delle rapine, furti nelle case, qualsiasi cosa riguarda la sicurezza, come li combatti? Maggiore personale. Da quanti anni è che lo diciamo? Cioè, maggiore personale anche delle forze dell'ordine. È chiaro che non puoi mettere la polizia anche nelle scuole, però adesso si sta discutendo di mettere la polizia nei pronto soccorso. Abbiamo messo le guardie giurate nel trasporto pubblico locale. Servirebbe e allora polizia bisogna capire, dice lei. esatto, bisogna capire però se questa è la formula e se vogliamo andare a uno stato praticamente di militarizzazione con forze dell'ordine ovunque, o se vogliamo fare un discorso anche di prevenzione e a livello anche sociale, quindi educativo, perché come mancano le forze dell'ordine, mancano gli insegnanti e il supporto anche per i nostri studenti problematici, mancano gli educatori, mancano i tutor per i minori stranieri non accompagnati, mancano e poi non è che possiamo meravigliarci e dire succedono i disastri, succedono perché evidentemente il nostro sistema non è più costruito e tale a livello pubblico a questo punto per dare risposte a una società che ha dei cambiamenti, ha avuto dei cambiamenti importanti anche durante la pandemia. Sì, è sicuramente un argomento che va approfondito ed è giusto anche aprire un tavolo dal prefetto e capire tutti Poi, insieme. come avevamo detto anche altre volte, è chiaro che se qualcuno delinque lo fa anche per un motivo. C'è chi delinque perché ha mancanza di soldi e quindi una società dove tu dall'oggi al domani togli determinati fondi e ristori a persone che non ce la facevano più e adesso sono sotto la soglia di povertà, qualcosa devono fare e se non trovano un posto di lavoro vanno da un'altra parte, è evidente questo e quindi non basta dire più forze dell'ordine, ci sono ovviamente tutta una serie di situazioni che devono essere viste e vanno prese in considerazione. Su questa questione qua c'è una frase che è molto bella di Tony Blair: duri con il crimine ma duri anche con le cause del crimine, bisogna intervenire su tutto, però ci vuole anche quando serve anche
la repressione, perché nel momento in cui c'è bisogna farlo, però poi bisogna anche lavorare sul fattore prevenzione. Sì, ma poi ci mettiamo a parlare di giustizia, di pene certe, c'è di tante cose che chiaramente non riguardano solo la nostra regione o solo le nostre città, riguarda appunto la società che stiamo vivendo in questi anni. Allora, veniamo a un altro tema caldissimo di questi giorni. Le immagini ci fanno già vedere che stiamo parlando del fiume per eccellenza della nostra regione, in queste ore al centro di un dibattito acceso, di anche forte contrapposizione fra le comunità, no? Perché quasi qua la bassa contro il collinare, si è scatenata un po' una dinamica forse anche poco piacevole, ma tra poco ne parleremo. Volevo capire invece dov'era Omar Costantini e con chi. Omar. Sì, prendiamo la linea proprio dal greto del fiume Tagliamento, lo vedete già inquadrato con me, siamo proprio anche al confine territoriale di Forgaria nel Friuli, all'altezza di Cornino, con noi il sindaco Pierluigi Molinaro, per continuare questo viaggio lungo il grande fiume friulano, per capire insomma la famosa traversa di Traverso che è auspicata per quanto riguarda la zona, no, di Dignano. Da una parte chiaramente i sindaci del Friuli Rivierasco d'accordo per evitare di finire a mollo, però invece i sindaci del Collinare e della Pedemontana non sono così d'accordo, no, signor Sindaco? No, non siamo d'accordo, sicuramente per le opere che finora sono state proposte, sia storicamente, perché prima qui era stata proposta la diga a pochi metri da qua, poi un famigerato sbarramento sul ponte di Pinzano, che poi si è scoperto adesso ultimamente dalle riunioni che abbiamo avuto che potevano essere delle scelte completamente errate. Quindi adesso si parla di questa traversa del ponte di Dignano, però ahimè l'ultima audizione con cui ho partecipato lunedì non è emerso una chiara idea progettuale, a parte un rendering naturalmente fatto dall'ingegner Damiani con l'ausilio del comune di Spilimbergo che riprendeva un po' la delibera 530, ma tutt'altro non abbiamo avuto novità particolari per dire valutiamo un progetto che vada naturalmente a intervenire e a mettere in sicurezza le popolazioni rivierasche. Mi dispiace che questo concretamente in quell'audizione non è emerso, è emersa solo, devo dire, una contrapposizione, come dicevate voi, tra delle comunità, tra quelle del basso e del medio tagliamento, che è tutt'altro invece che quello che si vuole, perché tutti noi vogliamo naturalmente la sicurezza, è tutto ribadirlo ogni volta, dei territori della bassa friulana, però dobbiamo anche valutare e condividere, come è stato detto, le idee progettuali che possono mettere in sicurezza la bassa. Tutto lì. Ad oggi questa idea progettuale che è scritta a parole, ma progettualmente noi non vediamo nulla di concreto, a parte delle ipotesi che qualcuno dice non siano veritiere, qualcuno dicono che non rispecchino quella la volontà dell'amministrazione regionale. Ecco, su questo noi siamo disposti a salirci a un tavolo a discutere, quindi su un progetto chiaro, concreto, per valutare anche gli effetti che possono avere sul nostro territorio. Ma quali potrebbero essere, ad esempio, non so, dalle soluzioni tipo paratie mobili, non dico il Mose che a volte fa venire i peli dritti a qualcuno, però magari soluzioni importanti, no? Che da una parte non impattano nell'ambiente, ma dall'altra aiutino anche le popolazioni rivierasche a non finire sott'acqua, perché voi qui avete il fantasma sempre dell'Orcolata del 76, però laggiù l'alluvione del 66 è ancora vivo nelle memorie delle genti. Sì, questo dispiace, naturalmente c'è stata la ricorrenza proprio quando eravamo in audizione lunedì 4 novembre di questa tragica ricorrenza che ha visto naturalmente le popolazioni della bassa, ecco, vivere quella tragicità di quel momento. Però noi adesso dobbiamo guardare, naturalmente trovare una soluzione, perché sono 58 anni che si parla, ma una soluzione non se n'è trovata. Bisogna dire che anche qua le soluzioni proposte, ad esempio la diga dell'82 o lo sbarramento di Pinzano, avrebbe creato nel momento dell'onda delle problematiche non da poco a delle comunità che sono qua. L'abitato di Flagogno nel mio comune sarebbe stato completamente invaso, c'è l'Arzino che sfocia nel tagliamento, avrebbero creato particolari problemi a tutti i territori, i paesi limitrofi, quindi ci sarebbero problematiche di riflesso anche su questo territorio. Quindi cerchiamo di trovare delle soluzioni in breve che metta in sicurezza, naturalmente mitighi la problematica tagliamento per la bassa, perché è stato ripetuto che la sicurezza al 100% non si può ottenere. Si può mitigare il rischio, dobbiamo farlo naturalmente mettendo in campo tutti insieme la volontà di trovare una soluzione e non, come è emerso lunedì, mi dispiace dirlo, che molti comuni della bassa l'hanno messo su una contrapposizione territoriale che non vuole essere quella e che neanche noi cerchiamo.
Allora, signor Sindaco, io approfitto della sua presenza, mi scuso un attimo velocemente anche con gli ospiti e con Giorgia, perché dobbiamo giocoforza parlare anche di Cimpello, Sequals, Gemona e potenziamento della linea ferroviaria. Proprio una battuta veloce: questa benedetta superstrada a pagamento tra il nodo A23 e A28, voi chiaramente dite di no. Ma ad oggi anche questo, dire di no a priori, come abbiamo sempre detto, non è bello. Però ad oggi anche qui ci sono varie idee progettuali, ma non ce n'è una definitiva su cui discutere. Sulla linea ferroviaria a me stendiamo un velo pietoso, perché sulla Gemona Magnago, che è questo il tratto dietro di noi, non è più riaperta dal 2010. Quindi, a parte 4 treni storici per la loro importanza turistica che possono avere, ma non può esserci una ferrovia che non funziona, chiusa, aperta solo per 4 treni storici, con tutte le problematiche che ci possono essere, quando è sicuramente un sedime che potrebbe avere uno sviluppo turistico importante. Facciamo il treno, facciamolo funzionare. Non facciamo funzionare il treno, troviamo delle soluzioni alternative. Sarebbe una stupenda ciclabile che da Gemona collega a Magnago, che potrebbe raccordarsi con la Pinzano Casarsa, che turisticamente darebbe uno sviluppo ai nostri territori importante. Questo non vuol dire essere contro la ferrovia, ma così in questi stati non può restare un sedime abbandonato o con alcuni interventi che vengono fatti dove il treno non viaggia. È una cosa, proprio una contraddizione logica e rampante. Questo è il tutto, ti lascio con questa splendida cartolina, chiaramente il ghiaione è presente, ma questo è un altro discorso, perché qui toccheremo ore e ore di ruspe e non solo. A te la linea, Giorgia, proprio su questione di Friuli in diretta. Grazie mille Omar. Che ne pensate di tutto quello che è emerso in questi giorni? Parto da lei. Ma io intanto riscontro una cosa: qui emerge un atteggiamento, un comportamento di una giunta regionale estremamente colpevole. A parte che quello che è emerso in questi giorni, almeno da quello che io non ho partecipato ovviamente all'audizione, ma è di una grande confusione, perché su questo tema, che è un tema, capisco, complesso, che può essere divisivo per le comunità, intanto dovrebbe, chi ha le leve del comando intanto deve puntare a creare atteggiamenti di solidarietà tra i territori. Qui sono 50 anni che stiamo parlando di questa cosa e stiamo rischiando, se poi dovesse succedere, qui ci sono delle responsabilità molto chiare. Anche perché, al di là del tema tecnico, infrastrutture, che tipo di infrastrutture fare, cosa fare, le traverse, le laminazioni, le casse di espansione, qui c'è stato un percorso che si è già concluso. Si è concluso per 2 anni, cioè tutte le varie soluzioni sono state già valutate dai tecnici, c'era l'autorità di bacino, ci sono stati gli incontri con tutti i soggetti interessati, gli ambientalisti, i comuni, e tutti hanno condiviso un progetto, un percorso che è culminato poi in un DPCM che è stato pubblicato nel 23. Ora si sta modificando. Io non ho ancora capito, non dico, dico solo che tutto un passaggio giuridico complesso è stato portato a termine e doveva essere attuato. Non è stato attuato, è rimasto fermo lì e improvvisamente questa giunta regionale ha cominciato a dire che non andava bene. Ma non è che tu cambi un percorso giuridico che è confluito poi in una norma proponendo soluzioni che non sono chiare, perché da quello che ho capito non c'è un progetto chiaro, e poi motivando perché quell'intervento lì non va più bene. Ora sento che il sindaco ha detto non andava bene neanche quello. Non andava bene, però quello è stato sottoscritto da tutti i comuni interessati ed era una soluzione. Se tecnicamente qualcuno, ovviamente un tecnico, dei tecnici, progettisti ci dicono che quella soluzione non è più percorribile perché qualcosa si è modificato, ma deve essere fatto in modo chiaro. Mi pare che la Giunta abbia fatto una grande confusione che ha ottenuto l'effetto adesso di rinviare di nuovo tutto, e non si intravede una soluzione neanche in lontananza. Ha di nuovo alimentato conflitti che in qualche modo erano stati risolti perché lì tutti i comuni interessati avevano firmato, e non si capisce il perché, non si capisce che cosa è accaduto, che improvvisamente è tornato fuori il problema, è tutto fermo, c'è un'attuazione che non è stata data, mi risulta che ci siano anche degli esposti, anche perché qui, se quello che è successo a Bologna o quello che è successo a Valencia si dovesse verificare qui le responsabilità ci sono e sono chiare. Sergo? Allora, io sul discorso responsabilità metterei da parte,
Per un semplice motivo, perché se andiamo a vedere la responsabilità di 50 anni amministratori, tutti hanno responsabilità su questo. Sì, ma adesso c'è un progetto, Assessore, non tirate fuori il discorso di responsabilità, perché il laboratorio di tagliamento è del 2012. Voi siete stati in giunta dal 2013 al 2018. Non tirate fuori il discorso della responsabilità, perché non è, il DPCM è del 2022, il DPCM sì, ma si è concluso il lavoro nel tagliamento è del 2022. 2012. Ora c'è l'attuazione. Il problema qual è? Che voi nel 2014 avete, cambiato la destinazione di alcuni fondi, c'erano i famosi 40 milioni di euro che la Presidente Serracchiani ogni volta diceva abbiamo sbloccato i fondi del tagliamento, che erano destinati a determinate opere, tra cui le casse di espansione, tra Pinzano, Dignano, no? Tutto quello che poi è stato osteggiato anche dai territori, anche ovviamente dai sindaci, come abbiamo sentito, e li avete destinati a 3 opere da fare sul basso corso alla Tisana. Era il 2014, siamo nel 2024, di quelle 3 opere è stata fatta una, la deformatura degli argini vicino alla Tisana. Mancano il ponte stradale della Tisana, da rialzare, che è quello che lì avete visto un ponte con i piloni, no, grossi, pulito, c'era un po' di ghiaia, ma non c'erano gli alberi che ci sono alla Tisana. E tutti quanti noi abbiamo visto cosa vuol dire avere un'alluvione che porta giù tutti gli alberi dalla montagna, che blocca un ponte, a volte anche li distrugge e quant'altro. È esattamente questa immagine che stiamo vedendo. Ogni piena quel ponte lì sono 8 anni che è stato già stabilito che quello lì è quello ferroviario, ma c'è anche quello stradale. Ma il ponte stradale deve essere rifatto. Si è partiti con 18 milioni di euro di investimenti, siamo arrivati a 40 milioni. Perché in Italia ogni volta che fai un'opera pubblica non si capisce perché deve triplicare il costo. Ti dicono che è colpa della guerra, ti dicono che è colpa dell'energia. Io voglio chiedere a tutti i telespettatori che magari qui non ci telefonano la mattina a Sveglia Friuli, se hanno avuto il raddoppio, il triplo dello stipendio negli ultimi 2 anni. Perché? Faccio solo un esempio. Si parla di traversa di Dignano, benissimo. Dicembre 2023 l'autorità di bacino, come si è detto, cambia le carte in tavola e si dice bisogna fare la traversa a Dignano, non più a Pinzano, benissimo. Soldi stanziati 40 milioni. Aprile 2024 arriva la giunta Fedriga, approva un'opera sulla traversa di Dignano adiacente al ponte, che è quella prevista nel piano di gestione rischio alluvioni, e dice ce ne vogliono 200. Allora, io già mi dovrei fare una domanda, perché si sente sempre dire dobbiamo ascoltare i tecnici, ascoltiamo i tecnici, la politica si estrae, no, dalle decisioni perché le demanda ai tecnici. Allora io vorrei capire quale dei 2 tecnici non capisce niente di ingegneria idraulica, perché o quello che ha detto che ci vogliono 40 milioni o quello che ha detto 200 milioni, una domanda evidentemente dobbiamo porcela. Ma è un esempio di quello che avviene in questo paese. Il nodo di Udine, visto che se ne discute tanto anche di ferrovie, fino al 2020 doveva costare 180 milioni, adesso ce ne vogliono 340 per fare 3 chilometri di binari. E nessuno si pone mai una domanda su queste questioni. E poi chiaramente le opere non si fanno. Perché? Perché non ci sono i soldi per finanziarle. Perché questo è ovviamente un altro dei problemi. Ma se continuano ad aumentare i costi, continuano ad aumentare le consulenze, continuano ad aumentare i costi di progettazione, noi ci troveremo sempre a fare progetti, ma è le opere che servono. Per cui parlare di responsabilità anche lì. Se tra San Michele del Tagliamento e la Tisana ci hanno messo 8 anni per decidere come fare un ponte, no? Poi mi vengono a parlare di responsabilità se succede qualcosa alla Tisana. Abbiamo una variante ferroviaria di RFI, 330 milioni di euro, no? Che dovrebbe cambiare quel ponte che avete visto prima ferroviario, che è stato rialzato, su cui abbiamo speso già decine di milioni di euro per rialzarlo, almeno il ponte ferroviario, quello stradale è ancora da fare. La variante ferroviaria prevede un ponte di 2 chilometri in alveo, in piena zona pericolosa, dove andremo a mettere almeno 20 piloni come quelli che avete visto a nord della Tisana. Ora, ditemi voi se chi ha a cuore la sicurezza dei cittadini della Tisana può pensare una cosa del genere. Tant'è che quel ponte lì poi non è mai stato più fatto, neanche quello.
Però quanti milioni di euro abbiamo speso per le progettazioni? Quanti milioni di euro abbiamo speso per consulenti, studi e quant'altro? Se quei soldi li avessimo messi per finire almeno i lavori di arginatura nel basso corso, probabilmente un po' di sicurezza in più ai cittadini della Tisana avremmo data. Se gli studi fatti nel 2015 che prevedevano di sistemare il canale Cavrato, che è quello che prende le acque dal tagliamento praticamente alla Tisana e le porta verso la zona di Bibbione, perché lì c'è un'altra discussione in atto, dovevano portare 2200 metri cubi l'ora di acqua prelevata da lì per togliere, diciamo, la pressione della piena alla Tisana. Adesso non se ne parla più e il comune di Bibbione dice no, ma noi più di 1000 non possiamo averne. Perché? Perché evidentemente... Quindi dice si sono sprecati i soldi in sostanza. Tempo sicuramente, tempo e soldi sicuro, ma anche perché... Evidentemente è anche una questione difficile, no? Cioè adesso... se tu non riesci a decidere, anche perché poi le situazioni climatiche... Dottoressa, scusi, perché grazie per il dottoressa. Dobbiamo essere... Nessuno mi aveva ancora chiamata così, prego, faccio valere faccia il mio titolo, prego. Cioè, dobbiamo essere chiari su queste cose. La grande confusione di lunedì, no? Noi in questo momento abbiamo un piano gestione rischio alluvioni che dice che a Dignano bisogna fare un ponte, anzi una traversa adiacente al ponte esistente. Sì, però invece la è stato regionale... fatto vedere un altro piano ancora, perfetto, ovvero un ponte unico. Se noi in un anno siamo passati da quello che diceva l'ex assessore Telesca prima, ovvero dovevamo fare la traversa a Pinzano, poi ci hanno detto dobbiamo fare una traversa adiacente al ponte di Dignano, adesso ci dicono dobbiamo fare un ponte a Dignano. Ci sono ovviamente le posizioni anche dei sindaci che hanno votato tutti contrari al discorso di fare un ponte diga a Dignano, che dicono c'è anche una quarta soluzione che è quella di sistemare tutto il corso del fiume e trovare anche il modo, diciamo, alla foce di far andare queste acque, come ho detto, o per il Cavrato, qualcuno dice per la laguna di Marano. Io ho sentito dire che la laguna di Marano non può prendere acqua dolce in caso di piene. Lo fa ogni giorno con 4 fiumi, tutte le idrovore, tutti i depuratori che sversano nella laguna di Marano. Lo fa ogni giorno e ci vengono a dire no, in caso una volta l'anno una volta ogni 100 anni dovesse arrivare alla piena, non si può portare un po' di acqua dolce nella laguna di Marano, come se quando piove l'acqua dolce nella laguna di Marano non arriva. Ci vuole chiarezza, ci vuole ovviamente... Se continuiamo a perderci alla ricerca di altre soluzioni è il modo per rinviare continuamente, che può essere anche un obiettivo che questa Giunta adesso ha. Io ribadisco, è al di là delle questioni tecniche anche una questione amministrativa. Un percorso fatto per essere cambiato deve seguire delle regole, quindi bisogna ripartire, bisogna capire, fare delle delibere che dicono e motivano perché si annullano le precedenti e poi alla fine annullare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che c'è, è come dire c'è una legge e io faccio finta che non ci sia e vado a cercare altre soluzioni. Vero, tutto quello si è perso del tempo, ma adesso la responsabilità è proprio amministrativa, perché se tu hai un atto devi attuarlo, se non lo vuoi attuare devi avere tutte le motivazioni e fare il percorso giuridico, quindi c'è un tema proprio oggi concreto. Poi si comincia a parlare di soluzioni diverse, adesso c'è anche Varmo, quindi si cominciano a riattivare le guerre tra i comuni, poi c'è chi ipotizza soluzioni ancora, che vuol dire staremo così altri 10, 20, 30, 40 anni. Ma Varmo non è una soluzione diversa. Varmo è, fa parte di questa qui, insieme a quella al di ponte di Dignano. Certo, c'è anche quel problema lì di cui nessuno parla e che costerà anche il doppio rispetto a Dignano, dove avremo praticamente mezzo comune di Varmo attivato allagato. Anche le resistenze di coloro che abitano a Varmo, che prima, certo. Ecco, tanto per... Quindi abbiamo alimentato conflitti senza risolvere problemi. Ultimi 5 minuti perché ho promesso che vi liberavo alle 13:10, ma non posso non approfittare della presenza qui della signora Telesca per chiederle un po' il suo punto di vista sulla sanità. C'è un po' di agitazione perenne perché il tema sanità fa agitare tutti sempre, no? E comunque le liste d'attesa, eccetera, eccetera. Nelle ultime ore c'è stato il tema dell'Alto Friuli con Riccardi che è andato a incontrare i sindaci, c'è la senologia che chiude a Tolmezzo. Ora lei tra l'altro sa quanto sia poi doloroso chiudere reparti, no? Cioè, nel senso sono scelte sempre immagino dolorose, ma dal suo punto di vista si sta andando nella direzione giusta, sì o no?
Qui allora la questione sanità è di una complessità enorme, in questo momento c'è una crisi in tutto il Paese, adesso non è solo la nostra regione. Io sento anche le opposizioni continuano a chiedere, la questione risorse, continuano a chiedere adesso in sede di bilancio di mettere più risorse sulla sanità. Bene, peccato che uno non dice anche un'altra cosa, oltre a mettere le risorse bisogna che cominciamo a capire come le vogliamo utilizzare. Io credo che a distanza di più di 25 anni dall'ultima grande riforma della sanità nazionale sia venuto il momento di rimettere mano complessivamente a tutto il sistema, perché il mondo è cambiata la società, invecchiamo di più, mancano anche nuove regole per poter fare le cose, anche le stesse case di comunità non si realizzano se non scambiano le regole. Dopodiché sulla questione per esempio delle risorse, la nostra regione è una delle regioni che insieme al Trentino Alto Adige, credo alla Val d'Aosta, mette più risorse di tutti, perché gode anche dell'autonomia e anche, devo dire, in questi anni di un incremento delle risorse a disposizione. Ma i risultati non si vedono. Non si vedono e quei risultati, per quello dico, non serve solo mettere più soldi, più risorse, bisogna poi accompagnarle con una buona organizzazione, un buon controllo della spesa. C'è la questione immane delle liste d'attesa, della gente che rinuncia a curarsi, c'è nella nostra regione. E invece non vedo un problema, lo dico con molta franchezza perché so che cosa vuol dire, per esempio, organizzare una chirurgia senologica. Tu devi dare garanzia alle donne che fanno gli interventi chirurgici di competenza, professionalità, c'è un problema anche di risorse. E io credo che qualsiasi donna per farsi un intervento al seno, guardi, mi chiamano spesso perché ho passato tanti anni in sanità per dire ma ho un problema, ma cosa dici? Posso andare qui, posso andare là, vado in regione? Insomma, una donna che deve operarsi al seno non è che vuole avere, non è un intervento in urgenza, è un programmato e va nel posto dove gli garantiscono sicurezza. Se tra l'altro Tolmezzo fa parte della stessa azienda sanitaria, se si crea un'equipe forte all'interno dell'ospedale di Udine, poi che possa operare a Tolmezzo, a San Daniele, alla Tisana, l'importante è che l'equipe sia unica perché tutti quei chirurghi possono avere la casistica che serve per dare garanzia e sicurezza. Quindi qui non è una chiusura di reparto, è una riorganizzazione e su queste cose, mentre hai bisogno di avere vicino a casa tutto quello che serve per la cronicità, per l'urgenza, diciamo non l'emergenza, ma l'urgenza immediata è una cosa. In questo caso io credo che sia una riorganizzazione che ha un suo perché. Non dobbiamo sempre, anche qui, metterla su una contrapposizione fra territori. Anche qui la contrapposizione tra i territori è un problema per la sanità. Ecco, chi guida, e dico io faccio anche ammenda, anche noi abbiamo avuto questi problemi, e forse chi ha in mano queste leve deve cercare di far comprendere di più ai cittadini che ci sono problemi veri e problemi che forse non sono così seri, che non riguardano la salute delle persone. Dopodiché questa regione, secondo me, dal punto di vista dell'organizzazione, del controllo anche delle spese, delle risorse, del rapporto col privato, perché quando l'assessore dice ma insomma sono aumentate tanto le prescrizioni, lista d'attesa vorrebbe dire troppe prescrizioni e non ce la prendiamo però solo con questi medici di medicina generale che sono sempre nell'occhio del ciclone, le prescrizioni vengono fatte nel privato, il privato che è utilissimo, io sono assolutamente favorevole al privato che possa in qualche modo aiutare il pubblico, ma ci deve essere un controllo, perché anche lì può esserci magari un eccesso di prescrizioni che comporta, magari noi sappiamo che l'appropriatezza è importante, in sanità io ho imparato una cosa, che fare di più non vuol dire sempre fare meglio, quindi bisogna che ci sia un governo di tutto questo sistema. Non so se vuole parlare di sanità, abbiamo poco tempo, volevo rubarvi anche 10, parliamo di sanità, ce la fai in un minuto? Che poi devo lasciare andare la Tedesca? Sì, no, ma era solo per dire che di questi ragionamenti che si fanno adesso, si fanno praticamente in ogni reparto. Sì. Ci siamo scontrati per anni anche sui punti nascita, è la stessa cosa, è la stessa identica cosa. Il problema è che ovviamente anche qui c'è una percezione di sicurezza anche nelle donne, no? Che decidono di andare a partorire magari
in quale reparto dare, che dovrebbe essere tenuta in considerazione nelle varie scelte che si fanno. Non posso dilungarmi per ovvi motivi, ma dico, sul discorso dei punti nascita sarebbe la stessa cosa. Quello che sta avvenendo in questi anche ultimi 6 mesi, dove si paventano anche chiusure di tolmezzo, addirittura, cioè è uscito sui giornali, nessuno si è scandalizzato anche solo per un'ipotesi del genere, cioè lasciare praticamente tutta la montagna e la Carnia senza un punto nascita. Io su questo non sono d'accordo, no, volevo dire, perché io che sono passata per quella che chiudeva i punti nascita sul tolmezzo, sono quella che ha chiesto la deroga, perché in quel caso specifico... Sì, ma adesso esce sul giornale, ipotesi, il tolmezzo deve chiudere, nessuno che si scandalizza, cioè lo si dà quasi come così, dobbiamo farlo? No. Evidentemente no. C'è la possibilità di dare una risposta sanitaria ai cittadini di una regione, tra l'altro, dove si spendono soldi, si spendono molti più soldi che in passato, visto anche grazie al nostro bilancio, e un cittadino prima o poi dovrebbe chiedersi, sì, ok, spendiamo più soldi, però abbiamo meno infermieri, meno medici, 30.000 infermieri italiani costretti a lavorare all'estero e nessuno si chiede perché. Il ministero che ci dice che dobbiamo prendere 10.000 infermieri dall'India. Sì, evidentemente c'è un qualche problema nazionale, poi abbiamo un sottosegretario alla sanità che lavora nelle cliniche private e tutti quanti ci facciamo una domanda e ci diamo una risposta. Bene. Di Trump parliamo la prossima volta, va bene? Tanto avremo tempo da qui alle prossime settimane. Allora, grazie mille a Cristian Sergo e Maria Sandra Telesca, è sempre un piacere. Buona giornata.